Siamo con l'assessore regionale Dario Bond, Casa Veneto, la casa del Veneto, della regione Veneto, dei Veneti alle Olimpiadi di Cortina. Abbiamo superato tutti anche questa volta qui perché è una location strepitosa in un posto stupendo, dentro poi c'è veramente l'aria, la forza del Veneto di attrarre, di promuovere, di convincere tutti. Quindi è sì la casa del Veneto, ma è anche la casa dei prodotti dell'agroalimentare veneto, è anche la casa dell'agricoltura, dell'ospitalità, del turismo. È una grande cosa che è stata fatta e io faccio i complimenti anche a quelli che da mesi, forse anche da più di un anno, ci lavorano su questa location. È una vetrina per il territorio bellunese, per il territorio veneto, perché i giochi sono sì un grandissimo evento sportivo mondiale, ma sono anche un'occasione di promozione, di visibilità del territorio, e questo territorio provinciale ne deve essere consapevole. È una promozione della provincia di Belluno, è una promozione di tutto il nostro territorio, la promozione di un territorio meraviglioso che tante volte noi ci dimentichiamo facilmente che è meraviglioso, è la promozione di un Veneto che sa produrre, che sa vendere, che sa promuovere, che è conosciuto nel mondo e che, ricordo, ha un dato di PIL a livello essenzialmente di export che è una roba, è come fosse uno Stato. Quindi un dato fantastico, pensate solamente al Prosecco, 800 milioni di bottiglie, 20.000 addetti, quindi oltre il 30% di export, quindi siamo italiano, quindi siamo veramente su una strada bella, bisogna chiaramente difendere, promuovere, non sedersi mai di fronte ai grandi risultati, però questo momento è una premiazione per tutti noi, per tutta la gente della provincia di Belluno, per tutta la gente del Veneto e anche per i prodotti che abbiamo. Si apre adesso un mese e mezzo, quasi 2 mesi di grande sport, ma non finirà qui, perché poi la vera eredità dei giochi sarà quello che poi verrà dopo. Sì, poi ci sono anche i giochi degli studenti, di ragazzi, di giovani, nel 2028 con un pacchetto di interventi importante, con un commissario che già ha cominciato a lavorare, ma non si fermerà qui perché questa promozione darà frutti nel tempo. Si dice, gli studiosi del settore dicono 10 anni, ma io sono convinto che sia un'eredità che continuerà nel tempo e non avrà limiti. Ringraziamo l'assessore Dario Bond. Grazie a voi.